Buongiorno, un saluto ai nostri amici telespettatori, eccoci puntuali come sempre con la rubrica Family, Salute e Benessere. Oggi parliamo di pneumologia interventistica. Con noi in studio il dottor Paolo Vailati, che è dirigente appunto medico di pneumologia interventistica all'azienda sanitaria universitaria del Friuli Centrale, insomma lo troviamo qui a Santa Maria della Misericordia di Udine, e poi abbiamo via Skype il dottor Alberto Fantin, che è da poco arrivato anche lui all'ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine e fa le stesse cose appunto che fa il dottor Paolo Vailati. Tra l'altro diciamo che il dottor Fantin si è laureato proprio all'Università di Udine, quindi si è laureato qui e adesso, una volta terminata la scuola di specializzazione, è rientrato in patria. Che effetto le fa rientrare in patria? Intanto grazie, buongiorno. Grazie buongiorno a lei, buongiorno. Buongiorno a lei, grazie per l'invito. Mi ha fatto molto piacere, nel senso che dopo aver fatto un ottimo periodo di formazione qua dal punto di vista universitario, dover essere nato fuori e aver avuto l'opportunità di riportare qualcosa da un'altra regione o comunque da un centro di riferimento nazionale dove in cui sono andato a formarmi a Parma, mi ha fatto molto piacere. Udine sta crescendo comunque molto, quindi non è per niente una sede che ti invalida, anzi stiamo acquisendo, come appunto vogliamo far vedere oggi, nuove tecnologie, sì. E abbiamo tantissime proposte anche per accogliere i giovani, come per esempio la formazione degli specializzandi. Bene, e parliamo anche con il dottor Vailati, quindi dicevamo che ci sono buone opportunità anche per i giovani, opportunità di crescita proprio dal punto di vista operativo. Ce l'aveva insegnato ancora negli anni 90 perché era arrivata qui la radiologia interventistica, eravamo stati fra i primi in Italia, no? Proprio a Udine, poi anche la chirurgia mini-invasiva, fra i primi in Italia proprio all'ospedale di Udine. E adesso siamo all'avanguardia anche per quanto riguarda la pneumologia interventistica. Certo, diciamo che la pneumologia interventistica, come tutte le interventistiche, ha avuto una grossa esplosione negli ultimi 20 anni, sì. No? Si tende sempre più a sostituire in qualche modo la chirurgia con procedure mini-invasive, quindi meglio tollerate dal paziente e, come dire, che permettono comunque di giungere a una diagnosi e talora anche di eseguire una terapia. La pneumologia interventistica ha avuto un boom negli ultimi 20 anni perché ovviamente è andata in parallelo con lo sviluppo tecnologico, no? E quindi anche i giovani come Alberto di solito vengono così affascinati da questa cosa, sì. Perché c'è sempre qualcosa da imparare, c'è sempre qualcosa di nuovo, c'è sempre qualche nuova tecnologia, qualche nuova strumentazione che va a dare qualcosa di più al paziente alla fine del cerchio, diciamo così. Ecco, a proposito di nuove strumentazioni, oggi non a caso appunto siete qui anche per parlare di nuove strumentazioni che sono recentemente arrivate, no, al vostro reparto. Sì, proprio e quindi vi consentono di lavorare meglio? Sì, diciamo che già noi c'era una tradizione sia come competenze che come strumentazione molto buona a mio parere qua a Udine. E adesso c'è stato un aggiornamento con un grosso cambio di strumentazione, con acquisizione di strumenti veramente di alto livello che vanno a rinnovare quelli preesistenti e che permettono fondamentalmente di lavorare, direi, sempre nel più piccolo, nel più preciso, cioè in particolare con strumenti super sottili. Se noi consideriamo, questo parliamo di broncoscopia, che non è tutta la pneumologia interventistica, ma buona parte, e questi strumenti permettono di raggiungere lesioni molto piccole, sono strumenti pensi di 3 mm di calibro, che ci permettono di andare a campionare lesioni, in particolare i noduli polmonari, che hanno varie eziologie, ma principalmente tumorali, con molta precisione fino alla periferia del polmone e anche associando questi strumenti sottili a guide cosiddette ecografiche, cioè abbiamo degli ecografi tipo piccoli spaghetti che si infilano nello strumento che ci permettono di verificare di essere esattamente dentro noduli di pochi millimetri che fino a pochi anni fa era impensabile
riuscire a campionare, insomma. Quindi sempre più precisi, sempre più accurati nella diagnosi, questo è il concetto. Mi consenta una battuta, portate via lavoro al chirurgo toracico? No, per il momento no, nel senso... Sto scherzando, ovviamente, no, sa perché... non me ne voglia il dottor Morelli. No. Anzi, direi che si collabora meglio, perché diamo una diagnosi al chirurgo toracico che preferisce sempre operare avendo una diagnosi in mano. Però non è sbagliato quello che lei dice, perché la frontiera successiva, in particolare con l'ingresso dei sistemi di navigazione, dei quali poi eventualmente possiamo parlare, è quella di cercare, vista la precisione con cui riusciamo ad arrivare nei noduli, di diventare anche terapeutici proprio per i tumori di piccolo calibro, con marker fiduciari che guidano la radioterapia o anche marker, come dire, che aiutano il chirurgo nell'operare, ma proprio anche con una potenzialità da sviluppare, ma a breve termine a mio parere, di terapia locale mirata dei piccoli noduli polmonari per via broncoscopica. Ecco, sentiamo proprio che così coinvolgiamo appunto anche il dottor Fantin. Non l'abbiamo dimenticata, sappiamo che lei è lì, che ci sta seguendo, è pronto a intervenire. Ecco, le indicazioni per poter appunto sottoporre un paziente a un intervento di pneumologia, sì, in pneumologia interventistica, ecco. Allora, le indicazioni sono molteplici, il dottor Vailati parlava del nodulo polmonare, che è forse l'entità con cui abbiamo più frequentemente a che fare. Abbiamo anche gli addensamenti o delle alterazioni del mediastino, per esempio dei linfonodi che sembrano patologici, quindi da andare a campionare, o una cosa su cui siamo anche decisamente esperti a Udine è la gestione delle patologie pleuriche, quindi tutto quello che comporta l'infezione o un interessamento da parte di una patologia oncologica a livello della pleura comporta un'indicazione relativa alla pneumologia interventistica. Ovviamente prima di andare a pensare di agire su un malato noi dobbiamo prepararlo in maniera adeguata, sia acquisendo un adeguato consenso informato, sia valutando che lui possa essere sottoposto alla procedura, quindi anche con una valutazione anestesiologica adeguata che anticipa la procedura stessa. Ecco, dottor Vailati, abbiamo detto l'accesso. Come arrivate? Allora, diciamo che ci sono due grossi campi di pneumologia interventistica, la broncoscopia e la toracoscopia. La broncoscopia segue l'accesso delle vie aeree naturali, quindi non prevede tagli. E può essere, diciamo, diagnostica o terapeutica, quindi con strumenti di piccolo calibro, a fine soprattutto diagnostico, come dicevamo prima, oppure c'è la broncoscopia rigida che permette un'operatività, cioè di trattare in particolari condizioni tumori endobronchiali con laser terapia, posizionamento di stent e quant'altro. Poi c'è la toracoscopia che fondamentalmente riguarda la pleura, cioè la membrana che avvolge il polmone, che in particolari situazioni per varie patologie cosa fa? Produce liquido, fa un versamento pleurico. Questo versamento pleurico noi lo possiamo diagnosticare con accessi mini-invasivi, che vuol dire tagli di 1 centimetro, un singolo taglio di 1 centimetro in sedazione, con anestesia locale e sedazione, grazie all'aiuto anche degli anestesisti, che è fondamentale, ci danno un aiuto fondamentale per mantenere tranquillo il paziente durante la procedura, e ci permette di entrare con delle piccole ottiche, aspirare il liquido, verificare la causa, fare delle biopsie e, se indicato, anche fare una terapia locale che si chiama pleurodesi chimica, cioè iniettare una sostanza che fa una sorta di colla che evita il riformarsi del versamento. Quindi quando si sveglia il paziente, il paziente si sveglia... Che sensazioni ha? Diciamo che, ripeto, noi facciamo tutte queste procedure con l'assistenza anestesiologica, appunto, perché è l'anestesia locale, che si imbricano Quindi è locale, è esclusivamente un'anestesia locale, non è... È locale, diciamo, c'è un'anestesia locale per quanto riguarda la toracoscopia di parete e per la broncoscopia instillata nei bronchi per ridurre il riflesso della tosse, che continua ad essere presente perché non è un'anestesia generale. C'è una sedazione profonda, però, cioè l'anestesista ci assiste nelle procedure e con dei farmaci endovena seda il malato che è profondamente addormentato, però respira spontaneamente, ha le funzioni vitali spontanee, quindi non è un'anestesia generale. E
il risveglio da questo tipo Sì. di anestesia è un risveglio rapido, perché ci sono farmaci sedativi che appunto hanno un'emivita, hanno una durata d'azione molto breve ed è un risveglio quasi immediato e senza strascichi, per cui sono procedure che alla fine noi facciamo in regime di day hospital, cioè il malato viene la mattina, si prepara, fa la procedura e il pomeriggio va a casa in ottime condizioni. Ecco, proprio adesso, no, si parla in regime di day hospital. Quanto... No, è attualissimo parlare di day hospital, perché meno si sta in ospedale, a questo Certo. punto meglio è. E anche adesso in periodo di pandemia, come siete riusciti a operare lo stesso? Non è stato semplice. Infatti immagino, non è stato perché semplice. proprio... C'è stato un adeguamento progressivo fino a raggiungere degli standard di sicurezza molto elevati. Soprattutto noi lavoriamo in piastra endoscopica con i gastroenterologi e gli urologi, e ci sono dei criteri di ingresso del malato che viene a fare la procedura molto stringenti, per cui abbiamo evitato, siamo riusciti a tenere sempre pulita, tra virgolette, la piastra endoscopica. È chiaro che si cerca, a maggior ragione in questo periodo, di privilegiare le procedure in day hospital, cioè cercare di non ricoverare il malato, ovviamente mantenendo però degli standard di sicurezza elevati. Ecco. Per quanto riguarda noi, purtroppo questo vuol dire anche lavorare con tutte le bardature che abbiamo visto, perché la broncoscopia è tra le procedure ad alto rischio biologico, perché ovviamente come aerodispersione, se scappa un malato positivo, mette a rischio gli operatori. Finora devo dire che rispettando le regole non abbiamo mai avuto problemi, insomma. Ecco. Bene, io visto che mancano 20 secondi, con 2 persone vola il tempo, vola già solo con una persona in studio, figuriamoci con 2. E direi di passare la parola appunto al dottor Fantin anche per trarre le conclusioni, quindi le frontiere della pneumologia interventistica. Ha già accennato qualcosa il dottor Vailati? Certo, diciamo già da quello che è il mondo dell'oltreoceano vediamo quello che aspetta il futuro, quindi guide sempre più avanzate, sistemi di guida in real time, sappiamo esattamente dove siamo in quell'esatto momento, e la possibilità di agire oltre che dal punto di vista diagnostico anche in senso terapeutico, e in generale essere sempre più precisi per garantire la miglior resa diagnostica e terapeutica per il malato e il minor rischio per il malato stesso. Bene, ringraziamo il dottor Alberto Fantin, siamo giunti al termine di questo incontro con la pneumologia interventistica. Ringraziamo il dottor Paolo Vailati, io spero di rivederla quanto prima per raccontarmi ulteriori novità. Speriamo. Ringrazio i nostri amici telespettatori per averci seguito, e noi con la rubrica Family, Salute e Benessere ci vediamo martedì prossimo, sempre alla stessa ora. Arrivederci.